Tante, tantissime persone dentro e fuori la chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per dare l'ultimo saluto al giovane Timothy, coinvolto lo scorso 28 gennaio in un terribile incidente stradale a Pagnano. Timothy avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile. Oggi un dolore tanto grande e immenso, direttamente proporzionale a tutto il bene che ha caratterizzato la vita troppo breve di questo ragazzo innamorato delle moto. Il gigante buono, il gigante gentile, come lo chiamavano i suoi compagni, i suoi amici, stretti attorno a mamma Monica e papà Denis, alle due sorelle Sara e Aurora. Voi avete scritto fuori ciao Timothy. E Timothy, sapete come vi risponde? Arrivederci in cielo. Sulla bara di legno chiaro fiori colorati, tanto arancione come la moto di Timothy, e poi il casco, i guanti, le chiavi. Un vuoto che pesa come un macigno per tutta la comunità e la famiglia. Ti ricorderemo per sempre come un fratello. Ciao Timone, grazie da solo. Ciao Timothy, voglio concludere questa lettera dicendoti una cosa che abbiamo dovuto dirti più volte. Ti vogliamo bene. Il saluto a Timothy a tutto gas, mentre palloncini dorati e colorati sono stati fatti volare in cielo.